Bene, allora iniziamo. Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Siamo ancora in tempo per augurarci buon anno. È sempre una grande soddisfazione inaugurare il corso di Storia Veneta, perché l'Ateneo è pienissimo, dovremmo fare corsi di Storia Veneta perenni. Questo è un corso storico è un corso di storia storico del nostro Ateneo che non conosce interruzioni e che viene sempre molto, molto apprezzato. Un ringraziamento va al professor Viggiano, che è il direttore del corso. Grazie. È merito suo e non solo della storia veneta se questi corsi sono molto frequentati, e anche alla sua funambolica fantasia e cultura, perché inventarsi ogni anno una tematica diversa. È vero che la storia veneta è molto densa, è molto lunga, è molto piena di eventi e fatti, ma certo ogni volta inventarsi qualche cosa è difficile. E il corso di quest'anno è molto accattivante, perché Venezia, che è un luogo di incrocio di merci, di civiltà, di culture, ha avuto dei luoghi topici dove questo avveniva, e questi verranno narrati in questo corso. Quindi auguri di buon corso, auguri di buon anno, grazie professor Viggiano, e grazie a voi per essere sempre così amici della nostra istituzione e presenti ai vari eventi. Grazie Presidente per le parole così gentili, e per me è sempre un piacere trovare il tempo, il modo, e anche sollecitare un po' la fantasia per cercare qualche percorso interessante, insomma, ecco, mi auguro, anche quest'anno, come è accaduto anche in qualche occasione in passato. Il mio compito è quello di, mi sentite bene, vero? È quello di giustificare, no, un po' più forte, va bene, di giustificare la scelta di questo corso e di indicare i temi principali, e anche di, come vuoi, e anche di svolgere una riflessione. Avete visto il titolo della lezione di oggi, di una riflessione su un lemma, una figura, una presenza che io ho scritto sfuggente, che è quella del popolo. Allora, innanzitutto perché abbiamo scelto il corso di quest'anno, ringrazio anche Mario Infelice e Michele Gottardi, con i quali discuto spesso, e questa volta molto, le ipotesi, i percorsi delle lezioni, delle letture che faremo. Il corso di quest'anno è in parte legato a quello dell'anno scorso, ed è legato, diciamo così, per un principio apparente di opposizione, ma anche per l'esistenza di linee di continuità. Per chi l'anno scorso non era qui con noi, il tema era, se non ricordo male il titolo, era il potere delle immagini, l'immagine del potere, e cioè avevamo cercato di concentrare la nostra attenzione sul rapporto tra diversi livelli con i quali il potere è rappresentato e si rappresenta. Dei livelli, come dire, discorsivi, come si usa dire, cioè le parole che le autorità veneziane nel corso della loro attività pronunciano, le parole che risuonano all'interno delle aule istituzionali, delle aule del potere, in cui quei nobili veneziani disputano, quindi le parole non solo loro, dei nobili, dei patrizi, ma anche, ad esempio, degli ambasciatori o dei sudditi della terraferma o dei cittadini veneziani, che portano delle suppliche
e gli uni e gli altri rappresentano se stessi, i propri diritti, le proprie culture, i propri bisogni, anche le proprie furbizie, anche le proprie inequizie. Ma dietro di loro, questo ci era sembrato interessante, ci sono altri tipi di rappresentazioni, non la rappresentazione di noi stessi attraverso le nostre parole, locutiva per così dire, ma anche le rappresentazioni iconografiche, le immagini. E quindi ci sembrava interessante cercare di mettere in discussione il rapporto tra quelle parole e quelle immagini, cercando di vedere la dinamica non meramente di giustaposizione, impressionistica, questi quadri stanno dietro a me, va bene, no, ma che tipo di relazione si stabilisce tra io e loro che dicono delle cose e quello che è rappresentato, un'immagine di giustizia, di equità o di potenza, di pace e di guerra. Come dire, il corso dunque era più concentrato all'interno delle stanze del palazzo, ma le porte del palazzo erano anche aperte all'esterno, all'indirivieni di bisogni, di necessità, di istanze che venivano dal mondo esterno, il mondo cittadino, il mondo della terraferma, il mondo marittimo, dei cosiddetti domini o stati da terra e da mar. E oggi invece inizia un corso, è stato pensato così, che pone il suo fuoco all'esterno del palazzo. Ma in realtà, e quindi sembra che sia l'altro, no? Il fuori e il dentro, ma in realtà quella specie di dinamica tra le parole e le cose, i luoghi, che non sono delle pietre, non sono dei materiali, ma sono dei soggetti che dialogano con i soggetti in carne ed ossa. I luoghi della città sono intesi nello stesso modo come erano intesi l'anno scorso i luoghi interni del palazzo. E quindi ci interessa seguire le voci e le funzioni e le attività degli esseri umani che abitano dentro la città, inserendole però in contesti ben precisi. Allora, io oggi parlerò, come dire, di una specie di attore generale, apparentemente generico, di molte di queste, delle cose che i miei colleghi, Alessandro Metlica, Mario Infelice, Matteo Casini, diranno nei 3 prossimi mercoledì. Questo soggetto impersonale e sfuggente, che ci sia, ciascun lo dice, ma dove sia veramente nessun lo sa quando poi si prova a identificarlo con concretezza, il soggetto di questa piccola inchiesta che condurrò oggi, introducendo poi le lezioni generali dei miei amici, è il popolo e le voci del popolo. Ora non vi faccio tutta una discussione uscendo da sala qui di San Fantin e pensando agli storici di mestiere, ma qualcosa devo dirvi lo stesso, e cioè oggi c'è, anche per gli storici che si occupano dell'età medievale o come si dice dell'età proto-moderna o della prima età moderna, l'età della Repubblica di Venezia, oggi c'è un certo interesse proprio per questa figura sfuggente, quella del popolo. Sarei molto noioso e perderei un paio d'ore se dovessi spiegarvi con cura il perché di questo ritrovamento e di questa reinvenzione. Certamente un po', anche se gli storici tendono a vivere in ambienti un po' ristretti e talvolta a non guardare fuori dalla finestra, però certamente questa attenzione, questa sollecitazione per la figura del popolo deriva anche, dico anche, almeno in parte, dalle discussioni che oggi si fanno intorno al populismo, intorno alla democrazia. C'è anche questo, e cioè c'è il problema di come nella storia europea e italiana recente, ma anche nella storia italiana ed europea più risalente, passata,
Intorno al popolo, intorno a questo lemma, intorno a questa figura, si sono intessuti molti discorsi, sono state fatte molte narrazioni, sono state costruite molte leggende. E come vedremo, per l'età moderna e per l'età medievale, il termine popolo è molto ambiguo e sfuggente e stratificato e ricco di significati molto differenti a seconda delle epoche o delle situazioni in cui è evocato. Una delle cose più sbagliate sarebbe quella di immaginare il populus o il popolo per il 3, 4, 5, 600 e 700, così come è stato immaginato dalla generazione romantica e dalla generazione che fece il Risorgimento. Lì è molto chiaro che cos'è il popolo. È una specie di entità mitica in cui risiede lo spirito di una nazione o di una patria. Questa è la grande leggenda ottocentesca di Mazzini, di Verdi. No? È proprio questo. E cioè in quella figura del popolo risiede il vero fondamento di legittimità della patria e quindi della nazione e quindi della nostra identità. Esiste un popolo italiano, così come esiste un folk tedesco e come esiste un peuple francese, e ciascuno di questi ha delle sue specifiche caratteristiche. Così ci hanno insegnato a scuola, così soprattutto ai nostri nonni e ai nostri bisnonni insegnavano a scuola. Quello era il fondamento della nostra identità. Questo solo per dire che con quello che diremo noi, questa immagine, questa costruzione, non c'entra nulla. Il modo in cui, cioè, così, per essere chiari, il modo in cui la parola e la figura del popolo era evocata ed era raccontata nel 4 e 500, oggi mi soffermerò soprattutto in questo periodo, aveva tutt'altro significato. Potremmo partire da un racconto suggestivo per trarre alcune prime indicazioni intorno a questo soggetto, ripeto, un po' ambiguo, un po' misterioso. Tra il 12 e il 25 agosto del 1499, preferisco fare così, partire da un caso concreto e poi da un caso concreto tiriamo fuori qualche riflessione. Tra il 12 e il 25 agosto del 1499, nelle acque cosiddette dello Zonchio, vicino a Lepanto, vicino a dove 72 anni dopo si svolse la famosa battaglia di Lepanto, si svolge una battaglia, anche questa, tra i veneziani e i turchi. Questa battaglia finisce male per i veneziani, mentre quella del 1571 per i veneziani e per i loro alleati diventerà una specie di simbolo della vittoria delle forze cristiane contro gli infedeli, e qualcuno la celebra ancora in questo modo. La battaglia del 1499 ebbe un esito opposto, e cioè i veneziani presero un vantaggio nella prima fase di questo scontro e poi invece per motivi casuali, un giro d'acqua, un giro di vento e per motivi umani, come vedremo tra un minuto, accadde un patatrac. La flotta veneziana venne distrutta dai turchi e il capitano generale, il capo della marina militare veneziana, per così dire, fece ritorno a Venezia con la coda tra le gambe. Questo episodio è raccontato in modo molto suggestivo dai diaristi, dai cronachisti veneziani, cioè da coloro i quali, nello stesso tempo, come io so che un giornalista di oggi, Stella, ha detto che i cronachisti di allora erano come i giornalisti di oggi. Per me erano un po' meglio, però tengo per me questo commento. E insomma, questi qui scrivevano giorno per giorno quello che accadeva nelle città. Il più famoso di loro
si chiamava Marin Sanudo, che abbiamo spesso citato anche in questi corsi, in queste lezioni. Marin Sanudo era un nobile di medie fortune, che per un periodo riuscirà anche a entrare nel Senato veneziano, ma per un periodo breve, e occuperà poi delle cariche minori, insomma, non minime ma minori. La sua ambizione era quella di diventare il pubblico storiografo della Repubblica di Venezia, cioè colui il quale era eletto dal Maggior Consiglio, dall'assemblea principale di tutti i nobili veneziani, per scrivere la storia di Venezia. Ogni 8 anni, secondo il modello classico romano, no? Si avvertiva la necessità di aggiornare la storia pubblica veneziana, e per questo veniva nominato un nobile della Serenissima, un nobile colto naturalmente, che sapesse scrivere, che avesse la capacità di leggere i documenti, che doveva rinnovare, per così dire, questa tradizione annalistica. Questo è il motivo per cui Marin Sanudo si mette, fin dalla sua, diciamo, gioventù, a raccogliere e ad annotare i più vari documenti, le più varie storie che accadono in città. Nei suoi diari, così si chiama questa raccolta di documenti che Marin Sanudo produce, troviamo notizie di battaglie, di guerre, come quella che stiamo cominciando a raccontare, ma anche moltissime altre storie, di banchetti, di matrimoni, di cause, di mercanti, le notizie che arrivano a Venezia della riforma protestante, le notizie che arrivano a Venezia dell'elezione del Papa, e chi più ne ha più ne metta. È uno zibaldone confuso e disordinato, ma di una straordinaria ricchezza, che tutti gli storici che si occupano di alimentazione, di feste, di teatro, di economia, di musica, di storia sociale, di storia economica, utilizzano e hanno utilizzato a piene mani. Allora, questa cosa che adesso io vi leggo la traggo dai diari di Marin Sanudo, che raccoglie con molta diligenza e con molta curiosità le notizie di questa rotta. Non abbiamo tempo di raccontarla tutta, ma la battaglia è raccontata in toni suggestivi e quasi drammatici, quasi romanticamente drammatici. I marinai veneziani che sono a mare perché le navi stanno andando a fondo, sono state colpite, vengono raccolti in un'isola dai turchi, descritti nel modo più truce e più terribile, che li vogliono uccidere, che li stanno uccidendo con crudeltà, ma a un certo punto accade un miracolo, e cioè così come negli Apostoli le fiamme dello Spirito Santo scendono su questi corpi dei veneziani e impedisce questa opera dello Spirito Santo che i corpi vengano sfigurati, ecco, dalla violenza del barbaro nemico. Questo lo descrive il parroco dell'armata, che aveva scritto una lunga lettera di descrizione della battaglia, il cappellano delle navi, diciamo così, e questa notizia arriva a Venezia. E il fatto che arrivi questa notizia a Venezia alimenta subito, prima che arrivino notizie ufficiali nelle sedi ufficiali veneziane, alimenta subito lo stupore e lo sdegno di chi? Del popolo sembra. Tanto è sta despiacevole a tutta la città nostra e il governo de Ser Antonio Grimani, leggiamo così nei diari di Sanudo, considerando la quantità de uomini perdidi e il grandissimo numero dell'armata nostra, questi uomini perditi, cioè un numero enorme di tutti i militari impegnati in questa battaglia, da molti anni e da moltissimi anni non audito sì grande e più maggior legni. Sanudo scrive così, non è piacevole da leggere, ma si capisce benissimo. È già molti anni da moltissimi anni che
che Venezia non ha ricevuto una notizia di un disastro simile. Abbiamo perduto l'armata e abbiamo perduto un sacco di uomini. Chi è il colpevole? Abbiamo già visto il nome. Questo era Antonio Grimani. Finiamo di leggere questa cosa perché così mettiamo insieme le prime tessere. A notizia del perder di Lepanto, vedete che quelle acque dello Zonchio qui vengono proprio chiamate con Lepanto, ecco, così questa sovrapposizione temporale con la battaglia più celebre e anche più drammatica, con molte più forze, sia ben chiaro, di 72 anni dopo. Dice, i puti, i bambini, andavano criando per la terra. Allora i bambini andavano gridando per la città. Antonio Grimani, ruina dei cristiani. Questi bambini recitavano questa filastrocca, che poi sappiamo risulta anche scritta sui muri della città. Rebello dei veneziani. Puosti, che tu possa, esser mangià dai canni e dai cagnolli, dei cani grandi e anche dei cagnolini. Ti e tuo fiulli. E su molte botteghe io vedi scritto, si ribadisce, Antonio Grimani, rebello dei veneziani. Allora questo è molto efficace, già un racconto impressionistico, e se vogliamo restare, come dire, su questo tono impressionistico, narrativo, potremo andare avanti. Adesso così parafraso io, Sanudo, queste cose arrivano a Venezia nel mentre la galera con Grimani sta arrivando a Venezia. Arriva a nottetempo, quando le luci si stanno sbiadendo, un po' di nascosto, ma nonostante questo, al momento dell'arrivo di Grimani, qui sembra veramente una scenografia, insomma, no? Le rive di San Marco si illuminano e la terra, dice Sanudo, adesso pian pianino poi grattiamo la superficie delle parole, lo accoglie col più forte degli sdegni. Grimani viene, appena mette il piede a terra, quindi capite, la città ha identificato un capro espiatorio, lo ha identificato immediatamente col capitano generale. Contemporaneamente a questo, Grimani sta arrivando, mette piede a terra e viene accolto da un membro di una magistratura veneziana che abbiamo raccontato l'anno scorso, abbiamo proprio dedicato una lezione a questa magistratura della Vogaria di Comune. La Vogaria di Comune incarnava, per così dire, il senso veneziano della giustizia. Sia quando la giustizia doveva essere dolce e benevola, sia nel momento in cui la giustizia si poneva con il volto intransigente e terribile, definitivo. Lo accoglie e gli comincia una vicenda che Sanudo annota per molte pagine nel dettaglio. Gli avvocatori vogliono processare Grimani, ma lo vogliono processare di fronte a tutto il Maggior Consiglio. Cioè gli avvocatori che avevano questo potere decidono benissimo il processo ad Antonio Grimani, che è ribelle dei veneziani, deve essere fatto di fronte a tutti i nobili, tutti i 2500 nobili, a testimonianza e a riprova che la pubblica accusa che noi porteremo deve essere la pubblica accusa di tutto il corpo della Repubblica nei confronti del traditore. Ma i Grimani non erano una famiglia da nulla, era una famiglia di importanza abbastanza recente,
nel corso del 400, questo Grimani è già molto anziano alla data della sconfitta, era nato circa nel 1430 e lui soprattutto aveva arricchito la famiglia con il commercio delle spezie e da lì aveva cominciato a occupare, non le descriviamo tutte, anche alcune cariche politiche e diplomatiche di primissima importanza. La carica di provveditore, di capitano generale, l'aveva ottenuta anche perché aveva sborsato qualche migliaia di ducati alla Repubblica. Grimani, cioè, figurava per una parte del patriziato veneziano, che l'Avogadore chiama a comporre il tribunale di tutti i 2500 dentro il Maggior Consiglio, figurava come un nababbo, come un riccone, come un individuo che tradisce con il suo comportamento l'idea della Repubblica tradizionale e arcaica, in cui tutti i nobili sono uguali di fronte alla legge, in cui nessun nobile deve essere troppo ricco rispetto a un altro, insomma l'idea di uguaglianza repubblicana. Ma i Grimani facevano anche un altro mestiere, a partire da lui e poi dai figli e poi dai nipoti, e cioè erano dei cacciatori di benefici ecclesiastici di grandissima importanza, e cioè raccoglievano e raccoglieranno nel corso del Cinquecento i benefici ecclesiastici, per esempio, del Patriarcato di Aquileia, dell'Abbazia di Sesto in Friuli, e questi benefici davano molta ricchezza alle famiglie, molto prestigio, e anche questo rappresentava per una parte del patriziato veneziano un motivo di invidia o di livore, perché i Grimani erano ritenuti in parte traditori della patria, perché troppo legati a Roma. Quindi c'erano diversi motivi che già concentravano l'attenzione di molti nobili e di molti cittadini veneziani nei confronti di questo anziano personaggio. Il processo si svolge negli ultimi giorni di dicembre, c'è tutto un dibattito. I Grimani erano così importanti e legati a queste cose di politica ecclesiastica, di Roma, la ricchezza, il denaro. Sono dei grandi raccoglitori di collezioni umanistiche, di libri importanti, una famiglia di persone di grande cultura. E quindi il clan, potremmo dire così, cerca di far sì che il processo non venga condotto di fronte a una cosa vergognosa per il membro di una famiglia importante, di fronte a tutti questi 2500 nobili pronti a puntare il ditino contro questo personaggio capro espiatorio di tutta la vicenda, ma erano piuttosto interessati a tradurre il processo dentro i consessi più ristretti, dove sedevano gli uomini più saggi, e cioè il Senato e il Consiglio dei 10, ma alla fine la vinsero gli Avogadori. A dicembre comincia questo processo, anche questo descritto nel dettaglio, che è accompagnato, questo mi incuriosiva, lo dico anche a voi, da degli eventi straordinari che coinvolgono tutta la città. In questo giorno, scrive sempre Sanudo con la sua prosa secca e un po' stitica, un po' arida, in questo giorno fu cose fuori di mondo, accaddero delle cose eccezionali. Che cosa Miranda, è cosa che lascia stupiti. Sembra quasi di essere a primavera, siamo il 20 dicembre. Non voglio restare da scrivere, mi tocca annotare questi episodi, dice Sanudo. Come la Moyer de Sé Domenico Cappello, una giovane donna veneziana, che era figlia di Francesco Bernardo, un'altra famiglia veneziana importante, non si sapendo fosse gravida,
non sapendo che fosse in attesa di un figlio, partorì 2 gemelli, cosa che fece gran meraviglia. Ci furono molte liti tra fratelli, molte liti e molti ferimenti tra padri e figli, e improvvisamente questa primavera viene squassata da lampi e tuoni e da tempeste invernali. Sembra quasi che la frattura che Grimani aveva comportato con il suo comportamento, con il suo tradimento, con la sua ribellione, che consisteva esattamente nel fatto di non aver ben comandato e ben condotto l'armata, cioè l'accusa di pusillanimità, avesse anche comportato poi una serie di sconvolgimenti di tipo naturale, biologico, familiare. Le famiglie non stanno più in piedi, le donne partoriscono senza aver concepito, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ci sarebbe da raccontare storielle per ognuno di questi particolari, ma ci basta questa annotazione. Il processo dunque si svolge in questo clima. Si è costituito dunque un tribunale ufficiale, un tribunale istituzionale, quello della Repubblica, e un tribunale pubblico, il tribunale della città, quello che Sanudo chiama la terra. Allora, la terra ha qui, e in Sanudo ricorre spesso questo termine nella sua vaghezza, ha qui un significato abbastanza preciso. La terra è la voce unitaria della città. La terra è la voce del popolo. La terra è la voce di tutti gli abitanti. C'è dunque un processo all'interno del palazzo l'anno scorso e un processo all'esterno del palazzo. E nel racconto di Sanudo, che è interessato a raccontare così la vicenda, questi 2 processi, come dire, procedono in modo sostanzialmente coerente, cioè non c'è un conflitto tra il processo della piazza e della terra, il processo esterno e il processo interno. Come dire, la terra, cioè il popolo, le voci veneziane, legittimano l'azione delle forze politiche istituzionali e le forze politiche istituzionali, l'avogadore e il maggior consiglio, sono concordi con la terra. È come dire una traduzione nei fatti del mito veneziano, del mito della concordia veneziana. Il povero Grimani si trova, come dire, nel turbine di questo maelstrom, è avvitato nel cuore di questa questione. Bisogna trovare un capro espiatorio, bisogna legittimare le istituzioni perché abbiamo perso una battaglia, il popolo deve trovare una giustificazione a questa sconfitta. La questione dei bambini non è indifferente. Le cronache medievali italiane e le cronache di tutte le città italiane ci raccontano episodi di riprovazione dei traditori e dei ribelli simili a quello che vi ho appena letto, ma molto più cruenti. Se voi leggete le cronache fiorentine e le cronache parmensi del 400, non le cronache veneziane del 500 o del tardo 400, potrete incontrare a bizzeffe episodi di questo tipo. C'è una lotta tra fazioni, c'è una lotta tra clan, tra famiglie. I Guelfi e i Ghibellini e tutti gli altri scontri tra famiglie di vario tipo. Bene, nel momento in cui bisogna escludere, o sta perdendo o ha perso una di queste famiglie, intervengono nella pubblica piazza, a nome di tutta la terra, a nome di tutto il popolo, chi? I putti, i bambini, che talvolta commettono degli atti di giustizia popolare, ad esempio la lapidazione.
la lapidazione dei colpevoli o lo strascinamento dei cadaveri. Allora chi ha studiato questa cosa dice, vedete, questo è il modo in cui la cronachistica e la cultura medievale si rappresenta la punizione, per così dire, giusta, la punizione divina, perché i bambini sono i portatori dell'innocenza e quindi anche della verità. Allora la citazione dei bambini che scrivono questi cartelli e che recitano queste filastrocche che scrivono sui muri, a noi sembra, ci diverte, ci sembra impressionistica, ci sembra di vedere un film, ma ha un profondo radicamento in un'idea di giustizia che non è la giustizia delle istituzioni, ma è la giustizia del popolo, è la giustizia della città, è la giustizia della collettività. E anche il termine ribello dei cristiani allora avrebbe un altro significato se dovessimo cercare, come abbiamo appena fatto, cercando di mostrare un po' qualche radice, potremmo trovare anche qui delle tradizioni, per così dire, che danno un senso robusto a questo termine, non meramente così episodico. Sanudo non poteva ignorare che il termine ribellione, rebellio, aveva un significato ben preciso nelle città del Medioevo e del Rinascimento. La ribellione era il più grave dei delitti, era uno dei delitti che si chiamavano di lesa maestà, dei delitti contro i quali si poteva procedere e provvedere immediatamente con atti di giustizia terribile. Il ribelle era colui il quale, secondo una tradizione giuridica, teologica, che Sanudo non si sogna neanche di citare, ma che c'è, e che questi uomini avevano in testa, sia ben chiaro, il ribelle è colui il quale tradisce un patto non scritto, ma che c'è. E chi sono i contraenti di questo patto, in questa leggenda, in questa storia del ribelle? I contraenti di questo patto sono, sentite un po', così dicevano i teologi, così dicevano i dotti, non i cronachisti, ma i cronachisti come Sanudo l'avevano in testa. I soggetti di questo patto sono da una parte il sovrano e dall'altra parte il popolo, il populus. Nel momento in cui il sovrano viene meno a un patto, e il patto qui è chiaro, è conservare la comunità, proteggerla, non condurre con poca cura, con vigliaccheria, le galere in battaglia, bene, allora il sovrano colpevole di questo patto che viene meno dunque ai suoi doveri può essere colpito. Da chi? Dal populus, che è l'altro soggetto contraente. La piazza è questo. La piazza dunque in questa costruzione è il luogo in cui si realizza, per così dire, il ritrovamento di un equilibrio tra il sovrano e il popolo. E allora questo dobbiamo tenerlo presente quando sentiremo i nostri amici che ci parleranno, per esempio, dei rituali cittadini. I rituali cittadini, come ci spiegheranno sia Alessandro Metlica che Matteo Casini, sono dei luoghi in cui si compie, si realizza questo dialogo, questa unione tra il popolo, tra la piazza, tra l'esterno e l'interno. E il mito veneziano si costruisce anche su questo. Allora, cosa ci viene in mente leggendo questo che sto dicendo e forse anche qualcosa che sentiremo nelle prossime lezioni? Allora, ho detto c'è una coerenza allora tra la piazza e il popolo da una parte e l'autorità dall'altra. Ci sono dei canali comunicanti. Il popolo dunque a Venezia è questo? La piazza è questo? Oppure questa è la
proiezione, la lezione, il mito che i cronachisti come Sanudo ci hanno trasmesso, ad usum Delfini, diciamo, perché andava bene così. Voglio dire, la piazza è il luogo, come noi oggi diremmo, della partecipazione, della costruzione del consenso o luogo della repressione, del controllo. Chi ha studiato le piazze otto-novecentesche sa benissimo e ha studiato esattamente questa dialettica. E noi quando leggiamo queste vicende del 400, 500 e 600 probabilmente abbiamo negli occhi delle immagini che ricorrono fin dalla nostra infanzia. Le piazze, certamente le piazze del 46, del 48, del 1946, del 1948, dove ci sono i comizi per la Costituente, dove ci sono i comizi per le prime elezioni democratiche, ma ci viene in mente, abbiamo anche in mente le piazze di Norimberga o Piazza Venezia, le piazze che inneggiano i dittatori. Dov'è il limite tra il consenso, la partecipazione e la costrizione? Fin dal 1460 a Venezia c'era una legge che prevedeva, sentite un po', abbiamo visto questa scenografia delle rive, no? Del bacino, piene di gente che sostiene che si inventa l'accusa nei confronti di Grimani, che la precede addirittura. Bene, c'è una legge del 1460 che poi viene ribadita, che dice che più di 5 persone che si riuniscono, questo fa quasi sorridere, pensando a una città come Venezia, che tutti abbiamo frequentato, che sappiamo bene che cos'è, no? Ecco, che più di 5 persone si riuniscono, compongono, dice così questa legge, una setta o una conventicola, cioè un'associazione potenzialmente pericolosa. Potenzialmente dunque bisogna colpire, bisogna smontare quella setta e la conventicola. Voi sorriderete, ma come Venezia non è la città in cui tutti si incontrano, in cui Le Corbusier diceva Venezia è la città delle città, è la città che tutti dovrebbero imitare, perché è vero che tutti noi abbiamo avuto questa esperienza, no? Almeno nella nostra vita, insomma, ecco, si esce di casa e si incontra qualche amico, si fa un gruppo, si fa una discussione. Bene, Corbusier diceva Venezia è questa, c'è una legge del 1460 che dice se fate così è un delitto. Allora, qual è il rapporto, per così dire, tra il controllo pubblico, tra il modo in cui l'autorità dirige cosa? Le emozioni del popolo e la spontaneità di queste emozioni. La piazza però non è l'unico soggetto di questa vicenda che noi seguiremo, perché ci sono molti oggi storici inglesi, storiche americane che si occupano di queste cose. Se fossero state più vicine avremmo anche convocato loro. Perché io so che una delle critiche ed è giusta la critica che voi vedrete, io non lo dico per moda, ma voi vedrete 4 maschi. Io in realtà vi assicuro che avevo invitato anche 2 amiche, una sta a Trento e un'altra sta fuori, che una non italiana che studia queste cose, ma è stato per loro impossibile venire. Ci avrebbero raccontato delle storie, credo, interessanti. Ma attenzione, non c'è solo la piazza o come si crede la piazza San Marco. I luoghi di incontro, di relazione, di costruzione di questa realtà complessa sono molteplici. Seguiremo ad esempio Alessandro Metlica, che ci racconterà una complessa celebrazione rituale che ha lo scopo di legittimazione politica, di trionfo, eccetera, eccetera, che parte dalla chiesa di San Salvador, come si faceva, e che arriva fino alla piazza. E tutte le mercerie, per così dire, sono i protagonisti di questa cerimonia. Ma poi ci sono, lo sappiamo benissimo, i caffè. Nel 6 e 700 ci sono i caffè, che sono i luoghi, come dire, di costruzione dell'opinione pubblica.
Nel 1789 bisogna eleggere il doge. I competitori sono molti. Uno dei favoriti si chiamava Lazzaro Mocenigo, che veniva accusato di atti contro natura, di sodomia, di rapporti illeciti con uomini e con donne. E però questo Mocenigo aveva molta ricchezza, aveva potere e si presenta con i favori del pronostico al dogado, ma l'opinione pubblica, questa specie di opinione pubblica che si è espressa nei confronti di Grimani si esprime anche nei confronti di Mocenigo con dei cartelli infamanti a scopo di contenuto sessuale. Ci sono anche dei competitori. Gli inquisitori di Stato conducono un'indagine sui vari protagonisti di questa intricata vicenda che è stata recentemente studiata. Sapete dove si riunivano le conventicole dei nobili che decidevano come spostare i voti, come convincere quelli di quella famiglia a votare pro o contro Mocenigo? Nei caffè della piazza. E cioè i caffè della piazza sono i luoghi di costruzione della piazza e delle zone circostanti, sono i luoghi di costruzione del consenso e del dissenso politico. E poi altri luoghi ancora. C'è una vicenda simile a quella di Grimani. Voi sapete dov'è la chiesa dei Gesuiti? Verso le fondamenta nuove. Nel 1606 Venezia conduce una sorta di guerra diplomatica giuridica senza spargimento di sangue nei confronti della Corte di Roma. Erano successi dei casi di un certo tipo, e cioè dei preti della terraferma veneta, tra l'altro appartenenti a famiglie importanti, una di Treviso e una di Vicenza, erano stati accusati di delitti gravissimi. L'abate Brandolini, ad esempio, che era abate di Nervesa, era stato accusato di essere una specie di Belzebù, e cioè non soltanto di condurre delle violenze nei confronti degli abitanti, uomini e donne del suo feudo, ma anche di aver avvelenato il fratello, di aver ucciso il padre, insomma un mostro. Venezia lo vuole processare, interviene Roma e dice no, questo è un ecclesiastico, gli ecclesiastici dobbiamo proteggerlo noi. A Venezia c'è un atteggiamento, diciamo, di scontro con Roma, c'è una nuova generazione di nobili che vuole far pagare un po' più le tasse agli ecclesiastici, che vuole garantire la quiete dei sudditi, combattere l'immunità ecclesiastica. E ne nasce uno scontro, e cioè il pontefice di fatto getta l'interdetto, una specie di scomunica, diciamo così, sulla città e sui suoi territori. I veneziani rispondono con una certa robustezza e decidono di espellere i gesuiti. La cronaca dell'espulsione dei gesuiti è raccontata da un biografo, da un cronachista, uno che scrive la vita del protagonista di questa vicenda contro Roma, che era un grande intellettuale di cui abbiamo parlato in questi corsi, che si chiama Paolo Sarpi. Il suo aiutante, che si chiama Fulgenzio Micanzio, scrive una cronaca della vita di Sarpi in cui racconta questo episodio. E allora racconta, sembra quasi che il cliché sia quello che abbiamo visto di Grimani, racconta che nottetempo, sempre di notte, arriva una peata all'altezza lì della chiesa dei Gesuiti, e i padri gesuiti escono tutti, e anche qui c'è una scenografia, con una croce in mano, dice Fulgenzio Micanzio, certamente allo scopo di sollevare il popolo cristiano nei confronti dei loro ormai illegittimi governanti, secondo i gesuiti naturalmente, illegittimi governanti.
la scena è ben articolata, i gesuiti procedono, arrivano al bordo di questa peata, ma quando stanno per entrare nella peata non solo i popolani e le popolane, come sottolineano con malizia i cronachisti come Micanzio, e cioè i gesuiti sollecitano i bassi sentimenti delle donnette, ecco, così questo vuol dire, no? Non solo i popolani e le popolane reagiscono a favore dei gesuiti e a sostegno dunque delle ragioni della Chiesa, ma coralmente, come dire, anche qui la scena si apre, si illumina, coralmente gridano andè alla malora. Ecco, anche qui vedete c'è una specie di momento così spontaneo, ingenuo e emotivo, ma fortemente costruito. Vedete ancora una volta anche qui il popolo accorre a favore delle ragioni della Repubblica, accompagnando la politica giurisdizionalistica molto dotta, complessa, elaborata dai grandi intellettuali come Sarpi, e imprime il suo segno a tutta la vicenda. Qui dunque il protagonista è una riva, è un rio, è un campo, è una peata. Allora, questo solo per dire alcuni dei luoghi di cui dobbiamo tener presente in questa narrazione, alcune delle figure che dobbiamo tener presente. Che cos'è il popolo? Come viene definito il popolo? Che volto ha? Pensate che nel processo, per dirvi quanti giochi a specchi e quante rifrazioni si possono fare, gli avogadori che sostengono l'accusa, fuori c'era il popolo che aveva riprovato Grimani, gli avogadori portano l'accusa dentro il tribunale e dicono: noi in questo processo nei confronti del provveditore generale siamo il popolo. Ma come, voi siete i nobili veneziani, voi non siete il popolo? No, noi siamo il popolo, perché il racconto che si stava creando della Costituzione veneziana diceva esattamente così: la Costituzione veneziana è una Costituzione perfetta, così come vuole Aristotele, perché contempla l'elemento monarchico, le monarchie, il doge è l'elemento monarchico, è uno. L'elemento aristocratico, e cioè i consigli larghi, i consigli, e poi il popolo. E allora qui c'era una varietà di opinioni. Chi è il popolo? Il popolo è il maggior consiglio, cioè il popolo veneziano, erede di cosa? Di quel popolo che nel X secolo riceveva il giuramento del doge. Oppure il popolo è la città. In questi casi gli avvocati dicono: il popolo c'est moi, il popolo sono io. Sono io dunque che rappresento il popolo nel senso ristretto e nel senso anche più largo. Questo è molto interessante. È una semantica complessa. Torniamo invece a Sarpi. Nel 1605, un anno prima di quella vicenda dei Gesuiti, un gesuita che si chiamava Giovanni Botero viene convocato dal Consiglio dei 10 e gli dice: scrivi una relazione della Repubblica di Venezia, perché va bene così, tu sei un uomo di grande cultura. Lui aveva scritto delle relazioni universali, aveva scritto un trattato sulla ragione di Stato, era un uomo di grande prestigio. Beh, interessante che questi che dopo un anno stavano già facendo in realtà una lotta contro Roma, chiamano un gesuita a scrivere una relazione sullo Stato di Venezia, gli stessi. E allora Botero scrive una relazione e descrive la Costituzione veneziana. La descrive da non veneziano, ma è molto interessante. Ad esempio Botero dice, sentite un po', e chiudiamo su questo. Botero dice: ci sono a Venezia, voi viaggiatori che venite a vedere queste città e che probabilmente non capite bene, perché bel casino, quello che abbiamo detto. Bisogna avere le chiavi per riconoscere tutti i fili. Dice: guardate, a Venezia ci sono i sudditi d'acquisto e i sudditi naturali. Chi sono i sudditi d'acquisto? Sono, interessante, tutti gli abitanti della terraferma che è stata occupata e governata a partire dal 1400 e dello Stato marittimo.
tutti, da quelli di Candia a quelli di Corfù, a quelli di Cipro, questi sono tutti sudditi. Quindi non mi interessa che ci siano i nobili padovani e i popolani veneziani, questi sono tutti sudditi. Poi ci sono i sudditi naturali, diciamo. E chi sono i sudditi naturali? Sono gli abitanti di Venezia che non sono nobili. E questi si distinguono, dice Botero, come dire, in due classi. Quelli di più alto livello, che sono i cittadini che fanno i grandi burocrati nello Stato, e ci sono gli artigiani, quelli dell'arsenale, quelli delle arti e dei mestieri veneziani, quelli delle mariegole, quelli che vediamo ancora i nomi sui ponti, sulle calli, gli scalederi, gli indoradori, tutti quelli organizzati in corporazioni di mestiere. Allora, per Botero, il gesuita, a inizio 600, il popolo è composto sia da questa specie di elite del popolo. Quando andiamo a Palazzo Ducale andiamo a vedere i cancellieri grandi, andiamo a vedere gli stemmi di quelli che vengono eletti al vertice della burocrazia, negli itinerari segreti. Botero parla di quelli, quello è la parte alta, ma poi c'è una parte altra. Ma attenzione, questa parte altra non è un caos confuso di figure, di gente senza volto, il popolo, no, è sempre qualcosa di organizzato, e cioè sono le corporazioni, le arti minori, per così dire, va bene, come si diceva fuori a Venezia, le gilde, quelli che lavorano la carne, il pane, il bronzo, il ferro, il vetro, organizzati in microistituzioni, ciascuna con le sue regole rispettate da Venezia, e l'arsenale. E tutto il resto? Tutto il resto non ha nome. È qualcosa che c'è, ma dentro questa mentalità, dentro questa cultura, è qualcosa anche di potenzialmente minaccioso. Allora c'è un popolo riconosciuto che è quello che dà il consenso, è quello sulle rive di Grimani, è quello sulle rive dei Gesuiti, ma c'è anche qualcosa di minaccioso, di esterno, di non compreso. È una cosa che mi invento io? Allora concludiamo con uno che capiva bene queste cose. Era un non veneziano, era un fiorentino, si chiamava Francesco Guicciardini, il famoso autore della storia di Venezia, il contemporaneo e conterraneo di Niccolò Machiavelli, che scrive intorno al 1520 dei pensieri, delle annotazioni, degli aforismi. Guicciardini è un aristocratico e lo capite da quello che adesso dice. Chi disse uno popolo, chi dice popolo, disse veramente un animale pazzo, pieno di 1000 errori, di 1000 confusione, senza gusto, senza diletto, senza stabilità. Il popolo di qui è il soggetto potenzialmente della disobbedienza e della rivolta, dell'irrazionalità, usa un termine che non usa Guicciardini ma che sintetizza bene le 3 qualità che lui ha enucleato, e aggiunge, questo è ancora più interessante, spesso tra il popolo e la piazza è una nebbia così folta, c'è una nebbia tra il popolo e la piazza, o uno muro così grosso che non vi penetrando l'occhio degli uomini, tanto sa il popolo di quello che fa chi governa, o della ragione perché lo fa, quanto delle cose che fanno in India. Allora c'è un'incomprensione totale tra chi governa e il popolo, e gli uni e gli altri conoscono reciprocamente, diciamo così, quello
che noi conosciamo dell'India, cioè nulla. Nulla. E perciò, dice Guicciardini, che ormai prevede il crollo, come dire, delle libertà italiane, il crollo della Repubblica Fiorentina, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo negli anni delle guerre d'Italia, delle guerre che stanno sconvolgendo la penisola, che erano appena cominciate quando accade il caso Grimani. E conclude dicendo: e però e perciò si empie facilmente il mondo di opinione erronee e vane. Allora potenzialmente il potere del popolo, che a Venezia ha funzionato come cemento, come consenso, o è stato interpretato così, è stato utilizzato così, rappresenta anche ormai nello stesso tornante di tempo, e cioè nel Cinquecento, un rischio, un pericolo. Il pericolo, cioè, che un elemento estraneo, quasi alla civiltà, faccia irruzione e ruini il mondo, come dirà Guicciardini. Ecco, per questo ho detto è un soggetto sfuggente e ambiguo, perché non sappiamo esattamente chi lo componga, e quando si prova a definire che cos'è, leggiamo questo, oppure leggiamo altre cose altrettanto vaghe, cioè quelle di un consenso di uomini senza volto. Queste torce praticamente illuminano le navi di Grimani o le peate dei Gesuiti, ma non fanno vedere chi è il protagonista di questa vicenda. Allora, su questa ambiguità, su questa tensione, che cos'è il popolo, è consenso, è dissenso, come occupa la città, come si muove, come discute autonomamente, perché è costretto dall'alto, perché ha una sua capacità di elaborare. Beh, di questo parleremo nel corso delle prossime lezioni. Grazie. Come sempre abbiamo qualche minuto, naturalmente, fino alle, come d'uso, fino ai 3:15, chi vuole intervenire volentieri, insomma, ecco, per curiosità o per qualsiasi cosa. Se non c'è nessuno, non voglio rubare lo spazio a qualcun altro, ma rapidissimamente, siccome non avevo mai sentito parlare di questa presenza dei bambini nella Repubblica come protagonisti, se ho capito bene, ci puoi dire qualcosa di più su questo elemento spontaneo, o potevano essere guidati, secondo me, stimolati da qualcuno? Grazie. Vi dico un altro caso di bambini, per dirvi come interviene questa specie di idea di un'innocenza che legittima le istituzioni ma sta al di fuori, avete capito, no? Ecco, così, spontaneo ma anche costretto. Ecco, allora, uno dei grandi temi della storia della Repubblica, che tanto bisognerebbe forse fare un corso anche su questo, su come si votava, come si votava nei consigli, come si votava nelle parrocchie, come si votava nelle comunità, le procedure, come si votava nei monasteri. Pensate che mi hanno spiegato quelli che sanno che le procedure elettorali, così come le conosciamo noi quando votiamo nei dipartimenti per votare il nostro presidente, nelle assemblee di condominio o a livello generale, o come vota il Parlamento, io non lo sapevo fino all'altro ieri, me l'ha spiegato uno che sa, sono state elaborate tutte le procedure elettorali, il voto a maggioranza, a minoranza, la migliore parte, i saggi eleggono i saggi. Bene, tutte quelle cose le avevano tirate fuori, sentite un po', i monaci e i vescovi nell'undicesimo e XII secolo, perché bisognava eleggere i capi, gli abati, le badesse e il capitolo della cattedrale, e allora devono fare delle procedure elettorali. E pensate un po' che quel Paolo Sarpi che vi cito, quando raccontava di queste cose, lui apparteneva ai servi, era antiromano, ma apparteneva a un ordine ecclesiastico dei servi di Maria. Il monastero oggi è distrutto dietro Santa Sofia, no? Allora lui dice, pensate, ci sono un po' degli ordini monarchici, assolutisti, perché l'abate comanda tutto, degli ordini aristocratici e degli ordini democratici, perché tutti votano tutti. Perché vi dico?
Perché a Venezia la procedura elettorale era estremamente complessa, per quello una volta bisognerà forse pensare in questi sforzi di fantasia di fare qualche lezione anche su questo. Allora, come si elegge il doge, ma come si eleggono anche le cariche più piccole, uno che deve andare, che ne so, provveditore a Cefalonia, per così dire. Allora, queste cariche potevano essere ambite, non ambite, c'erano i partiti che si creavano, le liste, ma non possiamo dire. Allora c'era una procedura a bossoli e ballotte, si chiamava, vi basti questo, non ve le racconto. E naturalmente bisognava stare attento che queste ballotte non fossero segnate, non ci fossero, capite? Non fossero falsificate, che dentro non ci fossero i nomi, eccetera, eccetera. Allora, come vedevamo noi quando eravamo bambini, quando tiravano fuori il voto, i numeri, di canzonissima, no? Avete capito? Ecco, così. Allora c'era c'erano dei bambini che venivano chiamati baiottini, che venivano eletti a caso puri, capite? Come così, che dovevano con la mano tirar fuori. Quindi questo elemento di un'infanzia che in realtà, se ci pensiamo bene, pensando a quei truci episodi che non vi ho letto, ma insomma delle cronache italiane, che sono delle fonti meravigliose, le cronache medievali del 300-400, è un piacere leggerle, sono al di là del bene e del male, no? Capite? Capite? Sono al di qua delle istituzioni, sono al di qua del potere, quindi non hanno malizia, però possono anche appunto flagellare o uccidere il reo. Questo è molto interessante. Non vuol dire che sono buoni il fatto che siano puri, ma che non possiedono le arti, le abilità, le furbizie, la corruzione in caso elettorale degli uomini maturi. Quindi questo è un elemento che c'è in tante cose. Bisognerebbe forse rintracciare e mettere insieme tutti questi fili. C'è anche... Come? A 2 domande, sì. Venga qua se vuole, così la sentiamo. No, glielo dà. Sì, volevo solo aggiungere su questo tema. Qua, adesso parlerà lui, adesso si presenta. È Matteo Casini. Intervengo soltanto perché la domanda sui bambini naturalmente vai. È interessantissima. C'è anche un ulteriore aspetto, che è quello proprio rituale del bambino come figura angelica positiva nei grandi rituali di Stato, no? Alfredo ha citato i rituali, i bambini erano un componente essenziale per esempio dei cortei delle confraternite, avevano lo scopo di accompagnare tutte le più grandi processioni, anche i cortei che dalle confraternite, dai luoghi delle confraternite e sulle scuole grandi si recavano in San Marco, svolgendo anche degli atti simbolici molto importanti, per esempio spargendo petali di rose, no, lungo il percorso, anche gettando dei denari certe volte. E poi dobbiamo non dimenticare Savonarola e le processioni dei fanciulli di Savonarola. Quindi quello che voglio dire io è che lo spettro dell'infanzia copre tutta l'intera ritualità. Dalla ritualità sovversiva c'erano anche le battaglie delle sassaiole dei bambini, per esempio a Perugia, fino alle massime espressioni invece sacrali, passando per... c'era anche il ballottino del doge, no? Chi è che si scioglieva il doge? Il ballottino, no? Un bambino scelto a caso, ecco. Però tutto si lega a quello che Alfredo diceva, all'espressione massima dell'infanzia, della purezza, di una verità sacrale che si esprime nel bambino e solo nel bambino. Perché? Perché qua ci rifacciamo ai passaggi generazionali, dopo il bambino c'è l'adolescente e qua invece cambia tutto, perché gli umori del corpo prendono il sopravvento e cosa fanno i giovani? Le lotte dei pugni, che quelli insomma sono molto meno invece sacrali, le compagnie della calza, no? Che hanno, come sappiamo, molti aspetti anche di difficile controllo da parte del governo. L'adolescenza è l'esatto opposto, è lo sviluppo verso la maturità che necessita di un rito di passaggio invece di violenza, come dire, di sfogo degli istinti rituali. Questa cosa è molto importante dal punto di vista del gioco, della ritualità, delle espressioni pubbliche, no?
anche i giovani, tu lo sai, Sanudo ne parla tantissimo, dei giovani nei consigli veneziani, no? Che sono anche loro, bisogna fare attenzione ai giovani, poi su cosa sia l'età giovanile, ecco. Pensate, quindi dobbiamo pensare ai giovani anche in questa ottica generazionale, poi infine si arriva alla maturità, capisci? Infanzia, anzi c'è una persona là, infanzia, purezza, adolescenza e poi la maturità fino alla gerontocrazia, ma lì apriamo un altro. Mentre porto il microfono, pensate che i giovani, quelli, il partito di Sarpi per così dire, no? Erano chiamati giovani, magari avevano 50-60 anni, avete capito? Perché giovane diventa non soltanto unità biologica, più o meno intesa, ma diventa anche un'attribuzione caratteriale, e cioè quello. Perché i giovani erano accusati di essere giovani dai vecchi, che magari erano più giovani come data di nascita, perché erano irrazionali, perché ragionavano in base all'impulso, perché non pensavano alle conseguenze dei loro atti. Quindi questa cosa dell'età della vita è molto interessante. Una curiosità, com'è finito il processo? Il processo è finito che l'hanno mandato in esilio, anche un esilio severo di qualche anno. Nel frattempo, questa è una idea, bisognava fare un film del processo, no? Nel frattempo il clan, come l'ho chiamato io, i fratelli, che avevano già dei legami a Roma col Papa, si attivano, perché la diplomazia pontificia, nei rituali spiegati l'anno scorso, abbiamo detto gli ambasciatori, gli scambi, no? Sono ancora all'inizio queste procedure, queste formalizzazioni, ma ci sono. E allora c'è tutto un gioco diplomatico per cercare di reintegrarlo, e naturalmente questa reintegrazione passa tra scambi di favori e anche ovviamente scambi di denaro, perché quando la Repubblica fa le guerre, e tutte le repubbliche, tutti gli stati, voi sapete che la Spagna si rovina con Filippo II, Filippo III e Filippo IV nel Cinquecento, per fare delle guerre di cui poi non riesce a pagare le spese. Ecco. E quindi i Grimani danno una manina da quel punto di vista lì, visto che erano, usato il termine che si usa per una certa nobiltà inglese, dei nababbi. Però non solo finisce così e se la cava, ma in età avanzatissima, anche se un periodo breve e non troppo trionfante per lui, diventa doge. Ecco, voglio dire, capite? Cioè c'è un pieno recupero, diciamo, ecco, della figura di Grimani.